tutti, oggi è lunedì 11 marzo 2024. Il sole sorge alle 6.18 e tramonta alle 18.03. La luna sorge alle 6.57 e cala alle 19.36. Oggi si celebra San Costantino. Il nome Costantino è di origine latina, significa tenace, fermo. L'11 marzo è il giorno della memoria delle vittime del terrorismo all'interno dell'Unione Europea. Un giorno dedicato anche alle famiglie e agli amici delle vittime che hanno subito una perdita irreparabile e ingiusta. Questa data è stata scelta per ricordare l'anniversario dell'attacco terroristico di matrice islamica avvenuto a Madrid nel 2004. L'attentato, che colpì 4 treni della metropolitana durante l'ora di punta, causò la morte di 191 persone, tra le quali una donna incinta e il ferimento di 2057 persone. Fu il più grave attentato terroristico nella storia dell'Europa occidentale. Rupert Murdoch compie 93 anni. Auguri a questo potente imprenditore, fondatore e proprietario di un impero mediatico che si estende in tutto il mondo, la News Corp. Tra le sue proprietà ci sono giornali come The Sun, The Times, The Wall Street Journal e il New York Post. Nel 2023 si è dimesso da tutte le cariche operative in Fox e News Corp, dopo quasi 70 anni di carriera. Valerio Lundini festeggia 38 anni, comico, autore e conduttore televisivo che ha conquistato il pubblico con il suo umorismo surreale e la sua capacità di smontare la televisione. Laureato in lettere, ha iniziato a collaborare con programmi radiofonici e ha debuttato in TV con Battute su Rai 2 nel 2019 e l'anno successivo ha condotto il suo primo programma, Una pezza di Lundini, sempre su Rai 2. Nel 2021 ha partecipato al Festival di Sanremo come ospite. Dal 2024 conduce Faccende complicate su Rai Play. Nicole Minetti festeggia 39 anni. Ha partecipato a programmi come Scorie e Colorado Café, prima di entrare in politica nel 2010, candidata nel listino di Formigoni in Lombardia. La sua elezione è stata fortemente voluta da Silvio Berlusconi, con cui aveva stretto un rapporto. È stata coinvolta nel caso Ruby, accusata di favoreggiamento della prostituzione e condannata in via definitiva a 2 anni e 10 mesi nel 2019. Si è trasferita a Ibiza, dove lavora come DJ. Oggi vi presentiamo un romanzo che ha fatto la storia della letteratura e del cinema. Frankenstein, o il moderno Prometeo, scritto da una giovanissima Mary Shelley e pubblicato l'11 marzo del 1818. Un'opera che ha dato vita a numerosi film, serie TV, spettacoli teatrali e musicali. Il protagonista è Victor Frankenstein, uno scienziato che crea un mostro con parte di cadaveri. Il mostro è alto più di 2 metri, ha una grande forza e impara la lingua umana, ma il suo creatore lo rifiuta e lo abbandona, scatenando la sua vendetta. Sbadigliare e stiracchiarsi sono 2 azioni che spesso facciamo insieme, soprattutto quando siamo stanchi o annoiati. Ma perché lo facciamo? Gli scienziati non sono sicuri al 100%, ma la spiegazione più probabile è che stiracchiandoci facciamo entrare più aria nei polmoni, quindi miglioriamo la circolazione del corpo. Questo ci aiuta a svegliarci e a rilassarci, soprattutto se siamo stati fermi per molto tempo. E adesso sentiamo i consigli dell'oroscopo grazie a Marco Amato. Buon inizio settimana ai 12. Iniziamo con una bellissima luna in Ariete che dà il via a un nuovo ciclo. C'è anche Mercurio con lei. Cosa combineranno? Ariete, il cielo oggi è decisamente festoso proprio perché Mercurio ha già cominciato a muovere i primi passi nei vostri gradi zodiacali e vi porta novità, dialoghi e oggi con la luna un incontro magico, fortunato e pieno di sentimento. Toro, Mercurio e Luna sono nella vostra 12ª casa, un po' di dubbio, un'incertezza sul dire o non dire determinate cose. Marte è ancora in disaccordo con Urano, quindi siate diplomatici e non affrontate di petto dialoghi un po' pericolosi.
Gemelli, giornata decisamente interessante visto che Mercurio e Luna oggi vibrano un po' di più e quindi voi, come l'Acquario, siete al centro e alla stessa distanza da questi due pianeti che sembrano gestire questa presa di posizione assolutamente brillante e capace soprattutto di farvi trionfare in ambito sociale e professionale. Cancro. Luna e Mercurio oggi sono un po' dispettosi, quindi ci potrebbe essere una certa tensione in termini lavorativi, forse qualcosa va deluso, certe decisioni prese non sono proprio aderenti alle vostre aspettative. Avrete modo di rifarvi, ma sicuramente se c'è un errore da non fare è parlarne malamente con colleghi. Leone. La giornata di oggi promette bene, proprio perché i pianeti stanno un po' abbandonando le opposizioni e il fatto che Mercurio e Luna siano in perfetto trigono, trasportando anche un po' della magia nettuniana sui vostri gradi che oggi è disposto un po' più a sognare. Vergine, Mercurio e Luna sono in Ariete, hanno dismesso quindi le opposizioni ai vostri gradi zodiacali, risale un po' l'umore e certamente c'è ancora qualche dubbio da dipanare su alcune condizioni comunicative e di accordi al lavoro. In amore invece forse avete qualche dubbio su ciò che vi aspettate come motivazione o come dialogo rispetto al partner. Bilancia. Giornata oggi che vede l'inizio dell'opposizione della Luna, quindi oggi l'umore non è proprio dei migliori, anche perché dovrete comunque, per quanto riluttanti siate all'idea, gestire con diplomatica sagacia una questione che deve mettere d'accordo due parti. Attenzione. Scorpione, giornata decisamente molto interessante. La Luna vi ha regalato un weekend magico. Oggi però che le comunicazioni sembrano un pochino più vaghe, forse vi concentrerete meglio sul fatto che sta per arrivare una Venere carica di Sagittario, giornata interessantissima oggi, proprio perché Marte e ancora una presenza di Venere amica stanno collaborando per dare il via a questa nuova passione che avete incontrato. Molto probabilmente sulla vostra strada sentimentale si aprono nuovi orizzonti, sappiateli inseguirli col vostro solito ottimismo. Capricorno, giornata fondamentale oggi per tutto quello che riguarda azioni, accordi ed affari. Mercurio infatti vuole un po' confondervi le idee, quindi cercate di fissare bene i concetti e di prendere accordi chiari con collaboratori o con qualcuno con cui dovrete collaborare per un bel pezzo. Acquario, giornata oggi interessantissima, Mercurio amico ma anche la Luna che dinamizzano ancora Marte, è l'ultimo giorno della presenza di Venere nei vostri gradi, è partito un nuovo amore, sono partite nuove relazioni, sono iniziati degli accordi molto vantaggiosi per voi, godetevi tutte queste novità e soprattutto portate avanti tutto come al solito, anche facendo ben 4 cose alla volta. Pesci, giornata oggi molto interessante, la Luna vi abbandona per migrare in Ariete e seguire Mercurio. Oggi sarà importante prendere degli accordi lungimiranti per il futuro. In tutto ciò Venere si avvicina e già si parla d'amore. Antena Sicilia sta preparando un contest dedicato agli appassionati come te. Invia i tuoi cortometraggi o video alla nostra email dedicata, che troverai in sovraimpressione. È il momento di far conoscere il tuo talento al grande pubblico televisivo. Un grande artista, Paul McCartney. Chi non conosce la sua musica, le sue canzoni, il suo talento? È stato il bassista dei Beatles, il gruppo che ha rivoluzionato la storia del rock. Dopo lo scioglimento della band ha continuato la sua carriera da solista. Ha venduto oltre 100 milioni di copie dei suoi dischi, ottenendo anche 60 dischi d'oro, portando un importantissimo contributo all'industria discografica inglese. Per questo, l'11 marzo 1997, la regina Elisabetta II lo ha insignito dell'onorificenza del Cavalierato, rendendolo Sir Paul McCartney, un titolo meritatissimo per uno dei più grandi musicisti di tutti i tempi. Oggi parliamo di un modo di dire molto comune e simpatico: cadere a fagiolo.
indica qualcosa che arriva o succede al momento giusto, proprio quando serve. Ma perché proprio il fagiolo? Qual è il legame tra questo legume e l'opportunità? Ci sono diverse ipotesi. Una delle più antiche risale al XV secolo, quando i fagioli erano molto apprezzati dai fiorentini, tanto che si diceva che per loro tutto era fagiolo, cioè buono e gradito. Un'altra spiegazione fa riferimento all'uso dei fagioli per votare nelle assemblee pubbliche, come le fave bianche e nere nell'antica Roma. In questo caso, cadere a fagiolo significava essere scelti o approvati, punto della maggioranza. Infine, un'altra categoria collega l'espressione al mondo contadino, dove i fagioli venivano raccolti quando erano molto maturi e si staccavano facilmente dalla pianta. Così, cadere a fagiolo indicava qualcosa di facile e senza sforzo. Come fare per recuperare tutti gli episodi del Almanacco che avete perso? Nessun problema, ci trovate on demand su YouTube sul canale Sicilia Play. Come si può amare e uccidere la persona amata? Questo è il dramma di Otello, il Moro, il generale di Venezia che ha conquistato la bella Desdemona. Otello è un eroe, un uomo leale, ma anche ingenuo, che si fida troppo di Iago, il suo subalterno. Con le sue bugie Iago fa credere a Otello che Desdemona lo tradisca con Cassio, il suo luogotenente. Otello si lascia avvelenare dalla gelosia e uccide la sua sposa, senza nemmeno ascoltare le sue giustificazioni e senza cercare la verità. Poi scopre il suo errore e si uccide a sua volta. Ci salutiamo con la frase del giorno. I veri acciacchi dell'età sono i rimorsi. Per oggi ci fermiamo, ci ricarichiamo un attimo e ritorniamo domani con un'altra imperdibile puntata. Per il momento, buona giornata.